We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Ben ritrovati nel salotto di Chiacchiere e Caffè. Quest'oggi puntata veramente da non perdere perché abbiamo la nostra seguitissima rubrica L'Avvocato risponde. Io vi ricordo l'importantissimo indirizzo mail al quale inviare tutte quante le vostre segnalazioni, nonché le domande per i nostri avvocati, ovvero chiacchierecaffè@telechiara.it. Quest'oggi abbiamo scelto di parlare di un settore, di uno proprio specifico nell'ambito di quello che è il diritto, perché tante volte uno pensa ma ho bisogno di un avvocato, sì, ma che tipo di avvocato? E allora, guardando un po' le vostre mail che sono arrivate qui in redazione, abbiamo deciso, facciamo una puntata sul diritto di famiglia ed è con molto piacere che vi presento il mio ospite di quest'oggi, l'avvocato Raissa Lorini. Buongiorno avvocato. Buongiorno Elisa, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto diritto di famiglia. Innanzitutto, di che cosa si occupa il diritto di famiglia? Allora, il diritto di famiglia è una branca del diritto civile che si occupa di famiglia e delle persone. Delle persone perché stabilisce una serie di principi fondamentali come ad esempio quando si raggiunge la maggiore età, il concetto di parentela, il concetto di affinità, il diritto al nome e via dicendo, e regola poi alcune situazioni specifiche, ad esempio la dichiarazione di assenza o morte presunta per persone che siano sparite ormai da tempo, oppure l'interdizione, l'inabilitazione. Ecco, la interrompo un attimo. Interdizione, inabilitazione, di che cosa stiamo parlando? Perché noi siamo profani, Certo. quindi ci affidiamo a lei. Certo, allora, interdizione e inabilitazione sono due provvedimenti che fanno sì che una persona non abbia la capacità di compiere atti giuridici, riportandola un po' a quello che è la situazione di un minorenne. L'interdizione è un procedimento più grave che si adatta a persone che hanno un'abituale infermità di mente così grave che gli impedisce di adempiere alle funzioni della vita normale e perseguire i propri interessi e comporta una perdita di capacità di agire totale, così che l'interdetto viene sostituito da un rappresentante legale che è il tutore, mentre l'inabilitato è ha una riduzione di incapacità minore. Infatti si tratta di persone affette da un'infermità meno grave, oppure altri casi specifici indicati dalla legge, però lui può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, gli atti personalissimi come il matrimonio ad esempio, solo per quelli di straordinaria amministrazione viene affiancato, non sostituito, da un curatore. Affiancato quindi comunque ha valore anche la sua volontà, diciamo. Sì, però deve essere affiancato, quindi è necessario che entrambi esprimano il consenso, entrambi firmino l'atto, quindi è una cosa che viene fatta necessariamente da tutte e due le figure, in modo che lui non possa farle da solo. Ecco, dicevamo poi diritto di famiglia, si occuperà anche dei coniugi della famiglia. Infatti si occupa del matrimonio in tutte le sue fasi, quindi dalla promessa di un matrimonio fino all'eventuale fine, con la crisi della separazione e del divorzio, quindi e di conseguenza di tutti i rapporti che nascono con il matrimonio tra marito e moglie. Poi si occupa di filiazione, quella legittima e quella naturale, a seconda che sia avvenuta al di fuori o all'interno del matrimonio, e quindi dei diritti e doveri nascenti fra genitori e figli, l'esercizio della potestà, la tutela dei minori, l'adozione. Quindi un campo molto vasto. Molto vasto. Ecco, una cosa, ha parlato di separazione e divorzio, perché spesso nel parlare comune uno pensa separazione e divorzio, fa un po' confusione tra i due concetti. Li chiariamo una volta per tutte e li separiamo? Sì, la legge italiana prevede due passaggi obbligatori nella stragrande maggioranza dei casi, ovvero prima un procedimento che termina con
la separazione legale, che mette il matrimonio in uno stato di quiescenza, usando un termine un po' mediato dal linguaggio tecnologico, un po' più moderno, una forma di stand-by, diciamo così. E dopodiché, dopo il passaggio di 3 anni minimo dalla separazione, si può iniziare un secondo procedimento per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, che allora determina la fine del matrimonio nel senso pieno del termine. Ci sono poi dei casi dove si può chiedere il divorzio direttamente, che sono ad esempio il caso del cambiamento di sesso di uno dei due coniugi o determinati casi di... Quindi dei casi speciali. Sì, diciamo. residuali, decisamente molto più rari. La stragrande maggioranza dei casi ricorre nella prima categoria, cioè prima separazione e poi divorzio. Ah, quindi ricapitolando, separazione lasciali in stand-by e divorzio invece definitiva, è definitivo. la fine. Benissimo, abbiamo fatto chiarezza. Poi una cosa che mi ha molto incuriosito sono state le mail dei nostri amici da casa che mi dicevano ma sì, io ho bisogno di un avvocato però non so quale, ecco, quando proprio i casi pratici in cui uno può aver bisogno di un avvocato specializzato in diritto di famiglia. Allora, gli esempi più ricorrenti sono appunto chi vuole ottenere la separazione, il divorzio o vuole modificare le condizioni della separazione e del divorzio già ottenuti. Anche però coppie non sposate che abbiano avuto dei figli e si lasciano vogliono magari regolare l'affidamento relativo ai loro figli. Ma ci possono essere chi vuole riconoscere un figlio naturale, chi vuole disconoscere un figlio legittimo, casi di abusi all'interno di nuclei familiari dove è necessario quindi richiedere dei provvedimenti urgenti per tutelare i membri della famiglia, o anche quando si ha in casa una persona anziana o portatrice di handicap che ha bisogno di essere aiutata, tutelata e protetta, e quindi vi sono varie tipologie di intervento. Quindi è molto vasta la possibilità dei casi per cui si può aver bisogno di noi. Ecco, una cosa, da tutte le tematiche insomma, che abbiamo appena affrontato, sono tutti argomenti che richiedono una grande sensibilità. Come si fa ad affrontare questi temi e soprattutto qual è il grado di coinvolgimento che deve o non deve avere un avvocato? Perché penso che anche per voi, quando comunque parlate di certe tematiche, non sia sempre facile. No, le storie di vita che le persone ci portano hanno spesso un impatto emotivo forte o anche molto forte, e un po' si è per forza coinvolti perché riguardano gli affetti e quindi riguardano ciò che tutti noi conosciamo. Però io almeno cerco sempre di ricordare che per aiutare la persona che ho davanti nel modo migliore possibile devo mantenere un certo distacco, una distanza che mi permetta di mantenermi lucida e non essere catapultata all'interno del conflitto che di solito vige tra le parti, perché le persone che hanno davanti spesso portano elementi molto negativi, distruttivi, sensi di fallimento e sofferenza, ma se si mantiene un certo distacco, una certa lucidità, si può aiutarli a intravedere anche quelle che sono le risorse, quindi gli aspetti positivi, sia della persona che ho davanti, sia dell'altro ex coniuge, perché se sono genitori devono continuare comunque a avere a che fare l'uno con l'altro, e dunque magari gli si può anche aiutare a iniziare a intravedere che non c'è solo la guerra, non c'è solo il fallimento, ma c'è anche un qualcosa da costruire. La rinascita, sì, la vita dopo, che può essere serena e di nuovo felice, e a volte chi è immerso nella guerra non riesce a focalizzarlo, gli sembra una dimensione totalmente estranea. Così irraggiungibile. E invece si può. Si può. Ecco, voi avvocati specializzati in diritto di famiglia, più o meno quanti siete? Tanto per avere una stima. Allora, in verità ad oggi qualsiasi avvocato può occuparsi di diritto di famiglia, e anche se magari è consigliabile rivolgersi a quelli che se ne occupano in via prevalente e di conseguenza magari sono più sensibilizzati anche agli aspetti interdisciplinari, visto appunto l'impatto emotivo che c'è in questa materia. Se verrà approvata la riforma dell'ordinamento forense, è previsto una vera e propria specializzazione in diritto di famiglia. Ancora adesso non si può dirsi specializzati, bisognerà avere dei determinati requisiti di formazione, di professionalità, e allora ci si potrà fregiare di questo specializzato in diritto di famiglia. Ancora oggi non è possibile. Beh, penso sarebbe insomma una riforma utile alla luce delle considerazioni che facevamo prima. Penso di sì, perché
aiuterebbe forse le persone a Indirizzarsi meglio. a indirizzarsi meglio, cercando di fornire una garanzia che la persona a cui si rivolgono effettivamente è pratica di quel campo, certo. e quindi si presume formata in quel senso, aggiornata in quel senso, e dunque sì, dovrebbe essere un vantaggio per tutti. Allora, visto che lei è oggi qui nostra ospite, io ne approfitto per sottoporle alcuni dei casi che ci sono arrivati dalle mail dei nostri telespettatori da casa. Allora, una lettera che mi ha molto colpito ci scrive: sono separato da mia moglie da diversi anni, verso un assegno di mantenimento per nostro figlio che nel 2012 compirà 18 anni e sta frequentando l'ultimo anno di liceo. Per quanto tempo dovrò ancora versare l'assegno per lui? Ecco, un problema direi molto pratico. Molto concreto, certo. Allora, la riforma del 2006 ha sancito a livello legislativo quanto già i giudici applicavano nelle aule prima, ovvero che l'obbligo di mantenimento per il genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma cessa con il raggiungimento di un'autonomia economica da parte del figlio. In termini più semplici, quando il figlio avrà trovato un lavoro che sia possibilmente almeno nella scia delle sue capacità e delle sue qualifiche acquisite. Mi spiego meglio: la Cassazione ad esempio ha ritenuto che l'obbligo di mantenimento continuasse nel caso di uno studente universitario che mentre frequentava l'università si era trovato un piccolo lavoretto per avere quel po' di soldi in più in tasca. C'è da dire comunque che perché dei figli che siano sani e perfettamente capaci non si adagino sugli assegni, sì, sull'assegno che di solito è papà che versa nella maggioranza dei casi, l'obbligo di mantenimento viene a cessare qualora sia il figlio in colpa per non aver conseguito un titolo di studio, e si fa il caso di quelle persone che magari restano all'università per 10, 15, addirittura 20 anni, è un po' comodamente, sì, tanto insomma per restare a casa. Oppure siano in colpa nel non aver reperito un'attività lavorativa, magari avendo immotivatamente rifiutato un'attività lavorativa che gli veniva proposta, e quindi anche in questo caso potrebbe venir meno l'assegno. Il padre può chiedere che l'assegno venga eliminato perché il figlio a un certo punto deve anche darsi da fare in questo senso. Quindi abbiamo lanciato un bel messaggio importante. Allora, abbiamo tantissimi altri casi, sempre dalle vostre segnalazioni. Io vi ricordo, per qualunque domanda da sottoporre ai nostri avvocati, c'è un indirizzo semplicissimo: chiacchierecafè@telechiara.it. Noi andiamo solo per pochissimo tempo in pubblicità e poi torniamo qui in studio con l'Avvocato Risponde. A tra poco. Ben ritrovati a Chiacchiere Caffè, quest'oggi importantissima rubrica, l'Avvocato Risponde, che nasce proprio dalla risoluzione delle segnalazioni che voi stessi ci avete mandato all'indirizzo, che vi ricordo come sempre, chiacchierecafè@telechiara.it. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere in studio l'avvocato Raissa Lorini, che ci stava proprio illustrando cos'è il diritto di famiglia e soprattutto stava risolvendo dei casi pratici che ci hanno inviato i nostri amici da casa. Allora, avvocato, io procederei subito con un altro caso. Visto che prima abbiamo parlato di separazione, c'è qui proprio un caso ad hoc. Ho 2 figli di 5 e 10 anni e desidero separarmi da mio marito. Non andiamo più d'accordo su nulla, litighiamo continuamente e la tensione tra di noi cresce sempre più. Ho sentito parlare di affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori e mi chiedo se si debba applicare anche a me e a mio marito, visto che ormai litighiamo su qualunque cosa. Quindi mi sa che qui sul matrimonio non c'è più nulla da fare. Può darsi di no, effettivamente. Allora, la signora in realtà fa bene a interrogarsi su che cosa sia e come possa concretamente realizzarsi l'affido condiviso, che è stato inserito dalla legge 54 del 2006, che ha sancito il principio per cui in caso di separazione il figlio minore ha il diritto di restare e di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, continuando a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e anche il mantenimento. Quindi il giudice della separazione, che deve avere come riferimento
fondamentale il bene materiale e morale della prole, deve valutare in via prioritaria, quindi come prima scelta obbligata, la possibilità che i figli rimangano affidati a entrambi i genitori, stabilendo l'affido esclusivo, cioè a un genitore solo in ipotesi che l'affido condiviso sia contrario all'interesse del minore nel caso concreto. Quindi in qualche maniera i genitori sono chiamati a collaborare, a dialogare costantemente nello svolgere il loro ruolo quotidiano, e questo ha da subito suscitato molti dubbi sull'effettiva realizzabilità di questo istituto, visto che si sa che nelle separazioni e nei divorzi si litiga a volte su tutto. La Cassazione ha risposto nel 2008 a questo interrogativo, indicando che la conflittualità fra i coniugi non è sufficiente per escludere l'affido condiviso, in qualche maniera evidenziando che la conflittualità è connaturata a questo tipo di separazioni della crisi e della coppia che scoppia, appunto. E quindi ha indicato che perché si debba escludere l'affido condiviso, a fronte di un genitore che risulta idoneo come affidatario, un altro invece manifesti una tale incapacità, inedoneità educativa da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il figlio. Ecco, quindi ciò che il giudice va a guardare, ciò di cui deve tenere conto, è l'interesse del figlio in questo caso? Sì, è l'obiettivo primario del giudice, così come è stato del legislatore, che in parole molto semplici è come se avesse detto ai genitori che vogliono separarsi: va bene, voi potete non essere più marito e moglie, però resterete genitori. Quindi si richiede uno sforzo di responsabilità perché riduciate al più possibile il conflitto e magari anche smettiate di litigare per collaborare come genitori, perché questo è il vostro dovere. Ecco, quindi proprio che consiglio pratico possiamo dare alla signora? Dunque, in realtà il consiglio che possiamo dare alla signora è quello di rivolgersi a un avvocato che sia possibilmente magari esperto di diritto di famiglia, che valuti il suo caso specifico e le proponga quelli che possono essere gli interventi migliori. Ad esempio, se valutasse che la conflittualità fosse effettivamente molto elevata, potrebbe cercare di indirizzare i coniugi verso un percorso di mediazione familiare. Tendo comunque a precisare che la Cassazione proprio nell'agosto di quest'anno ha parzialmente modificato l'orientamento precedente, stabilendo che comunque l'affido condiviso vada escluso nei casi di genitori troppo litigiosi, perché deve sussistere almeno una base di accordo sul progetti educativi, un rispetto dei ruoli reciproci dei genitori e quindi insomma una buona alleanza genitoriale comunque di base. Quindi è importante guardare nel singolo caso, nella singola famiglia, nella signora, che cosa effettivamente stia succedendo. Certo. Ecco, prima mi ha citato la mediazione familiare. In breve di cosa si tratta? In super sintesi si tratta di un percorso che i coniugi possono fare in un numero limitato di incontri davanti a un mediatore professionista che li accompagna nell'individuare i termini fondamentali di un accordo, che sarà l'accordo che prevede le regole della loro nuova vita quotidiana dopo la separazione, che li aiuta un po' a reimpostare gli accordi, il tutto, sì. Ecco, lei sa che qui a Chiacchiere e Caffè c'è una tradizione, ovvero io faccio sempre una domanda un po' cattivella ai miei ospiti, certo. e oggi la faccio anche Speriamo a lei. Bene. Abbiamo parlato di appunto questa situazione di separazione che insomma può essere un po' burrascosa, diciamo. Ecco, allora, domanda cattivella, dalla sua esperienza professionale, secondo lei, l'affido condiviso, proprio tenendo conto di questa situazione che non è sempre facile da gestire. Qui appunto c'era la nostra telespettatrice che diceva che litighiamo in continuazione e non siamo d'accordo su nulla. Pensa che l'affido condiviso sia una cosa fattibile, valida o no? Io credo che possa funzionare, soprattutto laddove però i genitori riescano a contenere il conflitto, magari anche a superarlo con il tempo, mantenendo almeno un po' di stima reciproca come persone e come genitori. Sembra difficile a dirsi e anche a farsi. In verità però, se si interviene nei tempi senza lasciare che il conflitto degeneri in una vera e propria guerra e si incancrenisca, sì, cose terribili, e si seguono anche i consigli dei giusti esperti, che non sono solo gli avvocati, ma ci sono i mediatori familiari, gli psicoterapeuti, gli operatori anche del servizio sociale, insomma
tante figure possono aiutare, anche con piccoli consigli, piccoli accorgimenti, nella vita quotidiana si possono ottenere dei risultati buoni o senz'altro migliori che non altrimenti, e soprattutto si può far arrivare il messaggio fondamentale ai figli che anche se i genitori non sono più sposati, mamma e papà ci sono ancora e ci saranno sempre, e che quindi i genitori restano anche se non sono più sposati e non si amano più come prima, però per i figli ancora ci sono. Rimangono. E questo è la cosa fondamentale. Il messaggio fondamentale, Sì. ecco, e mi permetta un'osservazione, prima parlavamo giustamente dell'umanità che deve avere un avvocato, e da questo insomma penso che possa trasparire la sua, quindi ecco, volevo farle un complimento in questo senso, perché purtroppo quando ci rivolgiamo ad un avvocato non sempre troviamo un livello di tale umanità, diciamo che tendono un po' tutti a parlare l'avvocatese, e lei invece davvero complimenti per questo suo modo di approcciarsi. Ma basta con i complimenti, se no sono dopo qui a chiacchiere e caffè diventiamo troppo buoni. Passiamo ad un altro caso che ci hanno appunto inviato da casa tramite mail, che mi ha molto colpito perché si parla di anziani, quindi insomma una tematica abbastanza frequente in quasi tutte le famiglie. Sempre più diffusa. Allora, io ho 55 anni, mia madre è anziana e non è più lucida come un tempo. A volte non si ricorda le scadenze o come ha speso i soldi, e più di una volta si è, ahimè, lasciata convincere ad acquistare cose di cui non aveva assolutamente bisogno. Io vorrei sapere come proteggerla da possibili errori nella gestione della pensione e dei risparmi, e come proteggerla da persone malintenzionate che volessero approfittarsi di lei. Quindi direi un bel tema tosto. Sì, è anche molto diffuso in verità, visto che la popolazione invecchia e quindi le persone anziane sono in numero sempre crescente. Allora, c'è stata una riforma anche qui nel 2004 che ha previsto e ha introdotto delle misure di protezione proprio per persone che siano in tutto o in parte prive di autonomia nello svolgimento delle loro funzioni quotidiane, e prevedendo degli strumenti di tutela molto flessibili che li proteggano, allo stesso tempo cerchino di ridurre al meno possibile le loro capacità comunque di agire sempre nel quotidiano. Infatti è previsto che una persona che sia affetta da una infermità o da una menomazione psichica o fisica, alcuni esempi: l'anziano che magari non è più tanto lucido perché ha avuto un ictus, una persona di qualsiasi età che ha avuto un grave incidente con degli esiti importanti, una persona che non può allontanarsi dal letto perché è paralizzata o allettata, insomma, può essere affiancata in via permanente o in via anche solo temporanea da una figura che viene nominata dal giudice tutelare, che si chiama amministratore di sostegno, che viene di solito scelta fra le persone più vicine all'interessato, ma può essere volendo anche un estraneo oppure una persona che lo stesso interessato indica nel caso di una sua futura eventuale incapacità. Ecco, una cosa, nella nomina di questo amministratore di sostegno ci deve quindi essere il consenso dell'interessato, perché alle volte, sa, mi vengono in mente quelle persone anziane che sono ancora molto gelose della loro autonomia, che dicono no, io non voglio nessuno. Quindi cosa succede in questo caso se un anziano dice no, io l'amministratore di sostegno non lo voglio? Ecco, allora il giudice deve sentire, il giudice tutelare deve sentire personalmente l'interessato e deve tener conto nella sua decisione di quello che lui ha esternato, quindi dei suoi interessi, delle sue richieste, dei suoi bisogni. Quindi se uno non vuole, in teoria quella è la sede per dirlo. Il giudice però deve fare ciò compatibilmente con quelle che sono anche la reale situazione, le reali esigenze, i reali bisogni di protezione della persona, perché proprio il caso di molte persone anziane non si rendono sempre ben conto di qual è la loro reale situazione e quindi il loro reale bisogno. È per questo che il giudice può, durante il procedimento, disporre tutti gli esami medici di cui magari ritenga di aver bisogno, tutti gli strumenti di prova per capire qual è la reale situazione. E comunque, proprio perché bisogna tenere conto dell'interesse della persona interessata, che il giudice, ove possibile, nomina la persona via via più vicina, cioè il coniuge o il convivente, i figli, i genitori, i fratelli, i parenti entro il quarto grado, che ovviamente sono quelli che sono conosciuti dall'interessato ma che meglio lo conoscono, che di solito se ne fanno carico quotidianamente, legati da vincoli di affetto. E che quindi dice è più facile che l'interessato stesso li possa li accetti accettare. Perché di solito sono già le persone che li stanno aiutando e che
quindi insomma magari da un figlio si accetta di più che non da un estraneo che non si è mai visto in vita, insomma. Ecco, e in concreto questo amministratore di sostegno, proprio nella pratica poi, cosa fa? Allora, l'istituto è molto flessibile ed è questo il suo grande punto di forza, nel senso che il giudice tutelare valuta caso per caso e ogni volta, in base alle esigenze della singola persona, indica nel decreto di nomina gli atti specifici che l'amministratore di sostegno può fare in sostituzione oppure in unione dell'interessato. Quindi l'amministratore di sostegno, nell'ambito di quelli che sono gli incarichi che ha e quindi dell'ordinaria amministrazione, può agire o in sostituzione o in unione dell'interessato, mentre dovrà richiedere una autorizzazione di volta in volta specifica per gli atti di straordinaria amministrazione. Nel caso della mamma del telespettatore potrebbe magari essere lui stesso nominato amministratore di sostegno della mamma e chiedere di essere autorizzato a ritirare la pensione e aiutare la madre nel gestirla magari entro limiti di spesa mensile, lasciandole così magari quel po' di soldi in tasca che le permettono di fare i piccoli acquisti di ogni giorno, se ancora la signora è in grado di farla. Certo. Potrebbe essere lui a occuparsi dei rapporti con gli uffici pubblici, le pubbliche amministrazioni, l'ufficio postale, la banca, sollevandola. Quindi, insomma, c'è margine di intervento. E soprattutto riuscirebbe a proteggerla dai terzi che volessero, malintenzionati, che volessero fare degli acquisti o firmare contratti o vendere magari la casa per pochi soldi. Ecco, quindi insomma un istituto flessibile che ci permette in qualche modo di intervenire. Avvocato, purtroppo il tempo di quest'oggi è finito, avevamo ancora davvero tantissime mail alle quali rispondere e quindi lei, mi dispiace, ma dovrà tornare qui ospite. Sarà un mio grande piacere. Nel nostro salotto certo. di Chiacchiere e Caffè. Allora io ringrazio l'avvocato Grazie a voi. Lorini per aver preso parte a questa puntata, ringrazio come al solito i miei amici da casa, vi ricordo, importantissimo, l'indirizzo mail chiacchierecaffè@telechiara.it. Purtroppo per oggi le chiacchiere sono finite. È l'ora del caffè, io vi do appuntamento alla prossima, arrivederci. Arrivederci. We get it almost every night.